Dopo 3 anni e mezzo siamo tornati a Monaco, in quella che è la più importante fiera di trasporti, logistica, portualità a livello mondiale. Torniamo con una presenza molto più qualificata, molto più rafforzata. Credo che siamo una delle presenze che ha ricevuto i maggiori complimenti, sia per come abbiamo allestito la nostra presenza qua, gli eventi che abbiamo organizzato, ma soprattutto per tutto quello che abbiamo fatto in questi 3 anni e mezzo. Qui a Monaco Genova ha presentato quali sono i programmi per il futuro per quanto riguarda la città e soprattutto il porto. Una grande via logistica internazionale, noi vogliamo essere la porta d'ingresso per l'Europa dal sud e far sì che le merci possano arrivare e circolare liberamente, in maniera economica, in maniera funzionale ed efficiente dal sud Europa verso il centro dell'Europa. Ho riscontrato, parlando con operatori tedeschi, un grande interesse non solo alle opere in sé, ma a come vengono presentate e come il sistema Liguria e il sistema anche Italia indirettamente si sta ridando una veste di credibilità, una veste anche di organicità. Il governo punterà su investimenti, su connessioni ferroviarie, su connessioni autostradali e sul superamento dei problemi che oggi abbiamo sui valichi alpini. Per noi è fondamentale partire col più grande sistema portuale italiano per dare un futuro ai nostri operatori e soprattutto alla logistica europea. Gli sforzi che abbiamo sostenuto sono alla base di una credibilità che vediamo ogni giorno di più riconosciuta al nostro sistema portuale. Questo ci fa molto piacere e ci sprona a continuare un lavoro che ovviamente non è assolutamente completato. Abbiamo di fronte a noi almeno 5 anni di grandi sfide, ma se continuiamo così Genova credo che stia veramente acquistando uno spazio a livello europeo che merita, ma che aveva forse perduto nei decenni passati.